A Sciacca altri 5 operatori sanitari contagiati dal coronavirus, si sommano agli altri 11 risultati positivi, sono tutti legati alla dottoressa di 49 anni che era in servizio al reparto di medicina. Nascono i Covid Hospital, si tratta di aree sanitarie già esistenti, nuovi provvedimenti anche per il reclutamento del personale e l'acquisto di nuove attrezzature sanitarie. Non c'è divieto di passeggiata ma un invito a non uscire, c'è una linea sottile tra lecito e vietato. Il coronavirus fa crollare l'economia, il presidente della Banca Centrale Europea non è riuscito a convincere gli investitori. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. A Sciacca, tra il personale dell'ospedale Giovanni Paolo II, ci sono altri 5 operatori sanitari positivi al tampone, che si sommano quindi agli altri 11 già risultati positivi a seguito dell'episodio legato alla dottoressa di 49 anni in servizio al reparto di medicina infettata, che avrebbe poi provocato il contagio degli altri prima di essere ricoverata all'ospedale Sant'Elia a Caltanissetta. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Coronavirus, altri 5 casi risultati positivi all'ospedale di Sciacca. A dirlo è il sindaco della città Francesca Valenti, che attraverso un suo comunicato afferma che i risultati dei nuovi tamponi hanno registrato 5 casi positivi riconducibili alla situazione emersa qualche giorno fa nell'ospedale di Sciacca e sono operatori sanitari. È un aumento previsto e prevedibile, afferma il sindaco, che ringrazia tutti gli operatori della sanità che insieme a operatori di altri settori lavorano giorno e notte per la tutela della nostra salute. C'è una grande attenzione da parte di tutte le autorità, afferma il sindaco. Ho avuto anche rassicurazioni dal governo regionale, dal prefetto e dalla direzione dell'ASP. A seguito degli ulteriori accertamenti effettuati e degli altri tamponi effettuati, è arrivata la notizia, nella tarda serata di ieri, di altri 5 casi positivi. Sono 5 casi che sono riconducibili alla situazione che conosciamo, perché sono tutti tamponi positivi all'interno dell'ospedale. Sono operatori sanitari, soprattutto operatori sanitari, e quindi il nostro ospedale in questo momento sta vivendo una situazione particolarmente difficile. Un aumento dei casi era previsto e prevedibile e noi dobbiamo aspettarci un aumento dei casi anche nelle prossime settimane. Non possiamo pensare che sia già tutto passato, che sia già tutto finito, perché non è assolutamente così. Dobbiamo consapevolmente e responsabilmente capire che ci saranno dei giorni difficili da affrontare. Intanto stamani in città è iniziata la campagna di sanificazione su tutto il territorio. Si è iniziato dal centro storico, si procederà anche nei prossimi giorni in altre aree della città e quartieri limitrofi come San Leone, Giardina Gallotti, Villa Seta, Monserrato, Montaperto. In mattinata è stato interessato il centro storico, il Viale della Vittoria, Viale Europa. Un programma dettagliato è stato predisposto dall'amministrazione comunale che in collaborazione con la ditta Eseda sta provvedendo con i propri mezzi a spruzzare acqua e cloro per una maggiore igiene della città. E una seconda tenda pre-triage è stata montata oggi presso l'ospedale San Giovanni di Dio dal libero consorzio comunale di Agrigento, che continua nella sua opera di sostegno all'emergenza del coronavirus. Su richiesta infatti del direttore sanitario del presidio ospedaliero agrigentino, il commissario straordinario dottor Girolamo Di Pisa ha autorizzato il montaggio della tenda in dotazione al gruppo della protezione civile del libero consorzio, per così meglio supportare il pre-triage per l'emergenza Covid-19. Le operazioni di montaggio sono state eseguite dal funzionario responsabile, dottor Marzio Tuttolomondo, e dal personale dell'ufficio. E sempre per compensare la mancanza di sangue che per ora aumenta per via delle restrizioni ad uscire di casa, il presidente dell'ADAS Di Francesco ha inviato una lettera ai soci affermando che in questo momento c'è più bisogno di sangue, inviando anche le raccomandazioni che arrivano dal Centro Nazionale Sangue. A tale riguardo l'autoemoteca dell'associazione sarà presente domenica 15 marzo ad Aragona presso la parrocchia di San Giuseppe dalle 8 alle 12 e a Grotte presso il Bar Belvedere sempre allo stesso orario.
E sempre la Capitaneria di Porto, in tema di disposizioni normative tese a contenere la diffusione del Covid-19, ha adottato delle misure organizzative interne, mantenendo la piena efficienza dei servizi essenziali, tra queste la modifica delle modalità di accesso presso gli uffici da parte dell'utenza. La Capitaneria di Porto Empedocle manterrà al momento invariato l'orario di ricezione al pubblico, ma esclusivamente per le attività essenziali. Si potrà accedere uno per volta attenendo il proprio turno al di fuori della struttura. L'utente dovrà mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 metro da altri soggetti e osservare rigorosamente le misure igienico-sanitarie esposte. Non soltanto le denunce fatte da polizie, carabinieri e agenti della municipale per inosservanza al provvedimento d'autorità. Sciacca è passato ai fatti e su richiesta della procura il tribunale ha emesso 2 decreti penali di condanna per violazioni dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri a carico dei 2 trasgressori condannati appunto con decreto penale. La pena è di 1.200 euro. Le violazioni sono state contestate a una persona che è stata trovata fuori casa senza una valida motivazione e un commerciante che non ha rispettato la disposizione di tenere chiuso il proprio locale. Non c'è divieto di passeggiata, ma un invito a non uscire. Chi esce da casa per prendere aria, allentare la tensione, per raggiungere il tabaccaio e acquistare le sigarette per consentire al cane di fare i propri bisogni non è passibile di sanzione. Lello Casesa. Sono molti i cittadini che desiderano ricevere risposte a delle semplici domande. Se ad esempio possono uscire a fare una passeggiata, dove posso andare a fare attività sportiva ed altre richieste per le quali è opportuno fare un po' di chiarezza. Si può fare una passeggiata? L'invito ai cittadini resta quello di uscire da casa soltanto se strettamente necessario e dunque la passeggiata sarebbe meglio evitarla, spiega la circolare del Ministero dell'Interno, perché se tutti i cittadini escono di casa per passeggiare all'aperto, strade, parchi e giardini, sarebbero naturalmente stracolmi di gente. Se vado a correre al parco o di strada, posso essere multato? Tra gli spostamenti consentiti c'è quello per svolgere attività motoria o sportiva all'aperto, rispettando la distanza di sicurezza di 1 metro. In ogni caso è necessario portare con sé l'autocertificazione che serve sempre per giustificare qualsiasi spostamento, sia a piedi che con un mezzo. Lo ha previsto la nuova circolare firmata dal capo di gabinetto del Viminale Matteo Piantedosi. Dove posso andare a fare attività motoria? Non c'è nessuna indicazione in tal senso. Parchi e giardini della città, ma anche spiagge o prati possono essere teatri di attività motoria all'aperto, anche se bisogna sempre considerare che luoghi e lunghi spostamenti dalla propria abitazione per raggiungere questi luoghi difficilmente sono giustificabili. Per evitare che con le belle giornate questi luoghi possano diventare meta di centinaia di persone, alcune amministrazioni comunali hanno deciso di chiudere parchi, ville e giardini pubblici. Altra domanda è legata ai bambini. Si possono portare fuori? Anche in questo caso l'invito è quello di evitare di uscire, ma naturalmente far prendere un po' d'aria a distanza di sicurezza in un giardino ai bambini rientra fra l'attività all'aperto e non può essere dunque sanzionato, spiega la circolare. Per fare la spesa o per portare fuori il cane per le sue necessità si può andare in compagnia di un amico o di un familiare? La risposta: per la spesa o per portare a spasso il cane la raccomandazione è di andare uno per volta. Si sono già verificati casi in cui i familiari sono stati fermati in 2 a passeggiare o dal supermercato e uno dei 2 è stato invitato a tornare a casa. Le piccole botteghe, i mercati alimentari, gli ambulanti sono aperti. Il decreto autorizza il proseguo delle attività di tutte le rivendite piccole e grandi di generi alimentari, ai piccoli negozi di quartiere, dal forno al macellaio, aperti anche i mercati alimentari ed i banchi degli ambulanti, dotati di regolare licenza, anche se molti sindaci hanno deciso di ordinarne la chiusura, ritenendo che non ci siano le condizioni logistiche per garantire la distanza di sicurezza. Abbiamo voluto dare risposta ad alcune domande semplici per fare chiarezza ad alcuni dubbi interpretativi, ma è chiaro che l'invito rimane sempre e soprattutto quello di rimanere a casa e di uscire il meno possibile. Solo in questo modo riusciremo a combattere il virus, evitando il contagio e consentendo meglio la gestione negli ospedali.
E il coronavirus ha delle gravi ripercussioni anche sull'economia, crollano i mercati finanziari e Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, non è riuscita a convincere gli investitori che hanno continuato a vendere azioni, provocando un ulteriore crollo dei mercati. I particolari nel servizio. La presidente francese della BCE, Banca Centrale Europea, ha mandato in bestia pure chi finora all'Unione ha perdonato mille cose. Chi ha preso il posto di Mario Draghi nella conferenza stampa di ieri pomeriggio pare abbia detto a un certo punto: non siamo qui per chiudere gli spread. Ci sono altri strumenti e altri attori per gestire queste questioni. Un'esternazione del genere fatta in piena emergenza nazionale, come quella che stiamo attraversando noi italiani, alle prese con una guerra impari contro la peggiore pandemia da oltre mezzo secolo, ha fatto precipitare la borsa a un pesantissimo meno 17%. Il parlamentare europeo, l'alcamese Ignazio Corrao, 5 Stelle in Italia, ma a Bruxelles iscritto al gruppo EFD, Europa della libertà e della democrazia diretta, lui da sempre assertore europeista, le parole della Lagarde attraverso un comunicato stampa le ha definite agghiaccianti, si dimetta, affondando il bisturi dicendo in sintesi che le misure annunciate dalla stessa sono deprimenti, utili solo alle banche che non portano un solo euro nell'economia reale. Corrao sarebbe sulla stessa linea del collega d'Aula Pier Nicola Pedicini della Commissione per i problemi economici e monetari. Pedicini infatti avrebbe affermato, continua Corrao, che neanche di fronte ad una catastrofe globale la Banca Centrale Europea mostra un minimo di vicinanza ai cittadini che dovrebbe rappresentare. O si riforma tutto, si fa una vera banca centrale che fa politica monetaria per i cittadini, continua Ignazio Corrao, o non si può pensare di andare avanti così. Resto convinto che sia stato sacrosanto non sostenere né la von der Leyen e tantomeno la Lagarde, che con una conferenza stampa disastrosa non solo ha fallito nell'obiettivo di rassicurare i mercati, ma ha alimentato panico nelle borse mondiali e una pressione mai vista sui titoli di Stato. E in serata giunge una nota del castellammarese Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i paesi dell'Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quantomeno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione. E per fare infuriare lui, la moderazione fatta persona, come a dire che il Colle non ha mandato giù il fuoco amico. Ed emergenza anche per la carenza di personale medico. Margherita Trupiano. È un'emergenza senza fine per un'Italia e ancora più per una Sicilia dotata di eccellenti professionisti della sanità, impossibilitati a svolgere il proprio lavoro per ataviche carenze strutturali e tagli sconsiderati. E oggi appelli su appelli. Servono medici specialisti, specializzandi, laureati in medicina italiani e stranieri, medici in quiescenza, specialisti in anestesia, epidemiologia, pneumologia, malattie infettive. L'elenco è lunghissimo. Le ASP della Sicilia chiedono aiuto, lanciano avvisi pubblici a manifestare interesse per prestare attività assistenziali nella gestione dell'emergenza Covid-19. Noi abbiamo raggiunto il segretario nazionale del Sindacato Medici Italiani, dottoressa Pina Onotri. Le regioni in questo momento di emergenza stanno emanando bandi per arruolare medici anestesisti, infettivologi, medici di chirurghi, medici d'emergenza. Ricordo che i medici non si tirano fuori dal cilindro come conigli. Noi ci troviamo sotto gli occhi quello che è il risultato di una politica di tagli alla sanità che ormai dura da 10 anni. Tanti reparti chiusi in tutta Italia, 7.000 medici in meno, 12.000 infermieri in meno. Non è che non vi sono medici. I medici vi sono, ogni anno ne laureiamo 10.000. Purtroppo a questi colleghi è impedito l'accesso alle scuole di specializzazione. Ne specializziamo poco più di 5.000 e poco meno di 3.500 diventano poi medici di famiglia, sempre perché le borse di studio sono legate a vincoli di spesa regionali o anche nazionali. Questo momento di crisi ci deve servire ad un ripensamento del Servizio Sanitario Nazionale, che da quando è stato frammentato in 21 servizi regionali sanitari diversi produce questo disastro, anche nell'eccezionalità della pandemia. Il problema è che i medici si stanno ammalando anche perché sono sprovvisti di dispositivi personali di protezione,
Quindi mando un appello ai cittadini affinché stiano a casa, meno ci sono contatti, meno c'è gente che si contagia, più noi siamo in grado di dare assistenza agli ammalati. Per quanto riguarda i medici pensionati richiamati in servizio li ringraziamo, però ricordo che un medico già di per sé va in pensione a 67-70 anni, forse questi colleghi sarebbero più protetti a stare a casa. Ai giovani chiediamo una mano sicuramente, aiutateci in questo momento di crisi, però comunque se loro ci aiutano noi dobbiamo essere in grado di proteggerli con dispositivi adatti. Ma il governo regionale attiva nuovi provvedimenti, nascono i Covid Hospital, parliamo del piano della Sicilia contro il coronavirus, una manovra quella approvata su proposta dell'assessore Ruggero Razza che coinvolge l'intero sistema sanitario siciliano. Si tratta di aree sanitarie già esistenti che si occuperanno in via esclusiva del trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. I provvedimenti approvati riguardano anche il reclutamento di personale sanitario fino al coinvolgimento di professionisti attualmente impegnati nell'ospedalità privata, l'acquisto di nuove attrezzature sanitarie. Vediamo. Il governo regionale dedica un'intera seduta di giunta all'emergenza coronavirus in Sicilia. L'esecutivo, riunito eccezionalmente in videoconferenza tra Palermo e Catania, ha dato il via libera a numerosi provvedimenti straordinari e urgenti che coinvolgono vari rami dell'amministrazione regionale, dalla salute alla funzione pubblica, dalle autonomie locali alle attività produttive all'economia. I provvedimenti approvati riguardano la realizzazione dei cosiddetti Covid Hospital, il reclutamento di personale sanitario fino al coinvolgimento di professionisti attualmente impegnati nell'ospedalità privata, l'acquisto di nuove attrezzature sanitarie, la moratoria per i mutui a favore delle imprese, le disposizioni per i dipendenti degli uffici regionali, il rinvio delle elezioni comunali, l'annullamento della partecipazione alle fiere in Italia e all'estero. Covid Hospital, una manovra quella approvata su proposta dell'assessore Ruggero Razza che coinvolge l'intero sistema sanitario siciliano. Si tratta di aree sanitarie già esistenti che si occuperanno in via esclusiva del trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. Saranno dislocate in varie aree della Sicilia in modo così da coprire l'eventuale fabbisogno per tutto il territorio. Potranno essere sia pubbliche che private, appartenenti o integrate con il servizio sanitario regionale. La ricognizione effettuata dall'assessorato con il management delle aziende sanitarie ha già individuato alcuni siti come potenziali Covid Hospital: l'ospedale di Partinico nel Palermitano, una palazzina dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania e il Gravina di Caltagirone nella provincia etnea. Un'ala del Policlinico Martino di Messina, il Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese, parte dell'Umberto I di Enna, il Maggiore di Modica in provincia di Ragusa, un piano dell'Umberto I di Siracusa e non si escludono individuazioni di ulteriori siti. Per i presidi in questione è prevista l'attivazione di un determinato numero di posti letto, di terapia intensiva e subintensiva di malattie infettive che andranno a sommarsi a quelli già disponibili presso le aziende del servizio sanitario, proprio per creare un'autentica rete regionale dell'emergenza sanitaria da Covid-19. È significativa anche l'azione di reclutamento di altro personale medico e infermieristico grazie a una procedura urgente per popolare i nuovi Covid Hospital. Saranno 2 le aziende di riferimento regionale. Il Policlinico Martino di Messina si occuperà di arruolare i medici specializzandi e i giovani professionisti, mentre per il personale infermieristico e di supporto sanitario è stata scelta l'ASP di Palermo. Già oggi il Policlinico di Messina pubblicherà un avviso per la formazione di elenchi dei medici disponibili a prestare attività assistenziale nelle aziende sanitarie della regione da impiegare per la gestione dell'emergenza coronavirus. I professionisti verranno inseriti in appositi elenchi che verranno condivisi con altre aziende. Non verrà stilata alcuna graduatoria, ma si potrà procedere direttamente alla chiamata a seconda delle esigenze delle varie strutture sanitarie. Gli elenchi saranno aggiornati periodicamente. Sono ammessi alla procedura medici specialisti, gli specializzandi iscritti all'ultimo o penultimo anno di corso, laureati abilitati all'esercizio della professione, iscritti agli ordini professionali, personale medico collocato in quiescenza. L'avviso è aperto anche a medici stranieri abilitati alla professione secondo i rispettivi ordinamenti di provenienza. Per acquisto delle tecnologie è stata indicata l'azienda Canizzaro di Catania come capofila regionale. Addirittura d'arrivo è anche la gara, sempre gestita dal settore provveditorato dell'azienda etnea, per i sistemi di monitoraggio dei parametri vitali. Si tratta di attrezzature necessarie all'attivazione dei nuovi posti di terapia intensiva. Ed il governo Musumeci ha dato il via libera nella stessa seduta ad altri numerosi provvedimenti straordinari e urgenti che coinvolgono altri rami dell'amministrazione regionale, quindi provvedimenti non solo sulla salute ma anche relativi alla funzione pubblica, alle autonomie locali, alle attività produttive e all'economia. I dettagli nel servizio.
Dal governo Musumeci provvedimenti finalizzati a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici della regione e evitare quindi il loro spostamento. Ove possibile si farà ricorso allo smart working. L'amministrazione procederà alla rotazione del personale e all'adozione di strumenti alternativi come la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore, nonché delle ferie pregresse nel rispetto del contratto di lavoro. Le attività strettamente funzionali alla gestione delle emergenze e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza esterna che a quella interna verranno comunque garantite. Così come già annunciato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Nello Musumeci, le elezioni amministrative in 61 comuni dell'isola, già fissate per il 24 maggio, verranno spostate al 14 giugno, con l'eventuale ballottaggio 2 settimane dopo. In Sicilia scatta la moratoria sui mutui contratti con il sistema bancario prima del 31 gennaio, su proposta dell'assessore all'economia Ghetaro Armao. Infatti è stata raggiunta un'intesa tra Regione e ABI Sicilia che consentirà la moratoria dei mutui contratti con il sistema bancario. L'intesa prevede altresì l'estensione della possibilità anche agli enti regionali IRFS, Finsicilia, IRAC e CRIAS. L'accordo, che consente di sospendere le rate mensili evitando il pagamento della quota capitale per un anno, è previsto per tutti i rapporti di mutuo di medio e lungo termine, compresi i leasing immobiliari. Viene prevista anche la possibilità di allungare il debito fino al 100% della durata residua dell'ammortamento, con conseguente dimezzamento dell'importo della rata e liberazione di liquidità. Avviate anche le procedure per il raddoppio delle risorse, già assegnate e impegnate al 75% da destinare alle sezioni del Fondo Centrale di Garanzia in favore delle imprese siciliane per consentire un più agevole accesso alle PMI in crisi di liquidità al credito bancario. Stop su proposta dell'assessorato alle attività produttive Mimmo Turano alla partecipazione delle aziende siciliane all'attività fieristica in Italia e all'estero fino ad agosto 2020. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco vi aspetto. Se si sospetta di aver contratto il virus, la prima cosa da fare è contattare il proprio medico di base, ma la categoria non si sente al sicuro perché non è ancora munita di dispositivi personali di sicurezza. Vediamo. Siamo in piena emergenza coronavirus, facciamo dei lavori delicati con cui ci interfacciamo con un'utenza con la quale non sappiamo in quell'attimo con cui veniamo a contatto come è combinata. Non possiamo fermarci, se si ferma la medicina, se si ferma l'informazione. Ho chiesto, ma come tutti gli altri colleghi che lavorano sul territorio, perché in questo momento il primo approccio ai pazienti è proprio un approccio sul territorio, ho chiesto dispositivi di protezione individuale che non ci sono stati forniti, perché c'è un problema, c'è una falla nel sistema, perché noi risultiamo liberi professionisti. Il sindacato si sta attivando per permettere che ci vengano garantiti questi dispositivi, però la macchina burocratica è lenta. Ci ritroviamo tutti i medici del territorio a dover lavorare senza dispositivi di protezione individuale, intendo senza le mascherine adeguate e senza eventuali tutine che ci potrebbero permettere poi di affrontare delle situazioni anche più complicate. Mi sono rivolta all'ASP di competenza, stamattina ho fatto tutte le altre telefonate e purtroppo arriveranno non si sa quando. Da un punto di vista epidemiologico non siamo più nella situazione di poter distinguere con certezza i casi di influenza o sintomi influenzali di altra natura rispetto ai casi chiari di Covid. Saremo obbligati senza dispositivi a non visitare i nostri pazienti e questa è una cosa gravissima, perché il nostro ruolo è quello di garantire la salute a tutti. Sono l'ultima ruota del carro, ma mi sto battendo perché io voglio garantire la salute ai miei pazienti e la loro salute passa dalla mia. Se io dovessi visitare senza dispositivo un paziente che poi dovesse risultare un caso confermato di Covid, io avrei già messo a repentaglio la salute degli altri miei pazienti. Non ho paura, in questo momento hanno paura i colleghi al nord che lavorano in situazioni estenuanti. Ho la consapevolezza che noi in questo momento possiamo fare qualcosa per non ritrovarci nella stessa loro situazione. Da qui a una settimana possibilmente non riusciremo più a distinguere un'influenza da una Covid e quindi richiedo, così come tutti i miei colleghi di Castellammare e sicuramente così come tutti i miei colleghi medici di medicina generale in Sicilia,
chiedo ad alta voce di poter lavorare con i dispositivi di protezione individuale. Dal punto di vista epidemiologico comincia a mancare il link, cioè quello che ci permette di individuare con facilità un caso sospetto, probabile di Covid rispetto a un paziente che invece potrebbe avere un'influenza. E questo per noi è un grosso problema, perché non riusciremmo a gestire bene la situazione. Non poter andare a casa, perché al momento con i dati che abbiamo si tratta di questo, non poter andare a casa di un paziente che magari è un bronchitico cronico e che ha una dispnea crea profondo dispiacere. Nel momento in cui io senza dispositivo non posso visitare un paziente dispnoico perché dall'anamnesi c'è qualcosa che non quadra, non mi sento sicura e devo tutelarmi per poter garantire l'assistenza a tutti gli altri miei pazienti, quel paziente verosimilmente è un paziente che accederà all'ospedale. Lì si attiverà un iter complicatissimo per i miei colleghi ospedalieri, ai quali veramente non dobbiamo inviare i nostri pazienti, perché noi li conosciamo, noi conosciamo il loro stato di salute. Siamo arrivati al punto che necessitiamo subito dei dispositivi di protezione individuale. E nel luogo dove la libertà personale non esiste, privare le persone anche del colloquio con i propri cari può creare non pochi nervosismi. È ciò che è accaduto in carcere ad Agrigento alla casa circondariale di Lorenzo. Non si sono registrati gravi episodi, ma un comprensibile nervosismo. Arturo Cantella. Emergenza carceraria negli istituti penitenziari della nostra isola e anche nella nostra città, dopo le recenti proteste che si sono verificate in particolare a Lucciardone e al Pagliarelli di Palermo e anche in altre parti d'Italia per via anche delle restrizioni nei colloqui con i familiari da parte dei detenuti fatte dall'amministrazione comunale carceraria dovute al coronavirus. Sicuramente questa situazione ha fatto emergere la fragilità del sistema penitenziario, chiaramente, oltre a fatto dei colloqui e quanto altro potesse comportare, secondo noi un po' tanta mancanza di comunicazione con l'utenza sicuramente c'è stata, e dobbiamo dircela tutta, abbiamo un po' sottovalutato la gravità ovviamente delle problematiche. La reazione da parte dei detenuti è stata alquanto anomala, è stata molto particolare, la reazione è stata talmente esagerata che negli anni non si è mai verificato fatti del genere. E sono dell'opinione che i benefici si ottengano non con le violenze e con le imposizioni, ma si ottengano con il dialogo. Sicuramente queste violenze, che poi sono reati, hanno fatto dei danni alquanto ingenti, hanno demolito reparti detentivi, dove che ovviamente ci vorranno sicuramente soldi per poter ripristinare quello che ovviamente è stato tolto. Riteniamo che i detenuti che hanno posto in essere queste reazioni vengano sicuramente puniti, anche perché lo Stato, grazie alla abnegazione della polizia penitenziaria, grazie al loro spirito di corpo, hanno reagito seppur con poche unità, vero, con la collaborazione anche di altri appartenenti alle forze dell'ordine. In poche parole, lo Stato tramite la polizia penitenziaria ha fatto sì di dimostrare che è presente, mentre negli ultimi tempi la sicurezza all'interno degli istituti penitenziari è venuta meno, perché purtroppo con la vigilanza dinamica e quanti di benefici è stato dato all'utenza detentiva ha comportato ovviamente questi risultati, che non sono di poco conto. Ad Agrigento siamo stati fortunati, anche se un inizio di protesta c'è stata, e grazie al dialogo ovviamente da parte dei vertici dell'amministrazione penitenziaria, nonché anche degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria, è stata sedata ancora prima del nascere. Delle concessioni, da quello che
Ma le concessioni ovviamente alla pari è stato dato, i colloqui venivano sostituiti tramite videoconferenze, tramite Skype, tramite eventualmente telefonate. Oggi i garanti dei detenuti sono usciti fuori che vorrebbero, almeno stamattina si legge, una telefonata al giorno, che anche lì chiaramente si va dall'eccesso al difetto. Forse non abbiamo capito o non hanno capito. Noi lo abbiamo capito che tutto quello che è successo è anche a tutela di una società diciamo ristretta, che è quella del penitenziario, a salvaguardia della loro incolumità personale, chiaramente. Ieri sera sono sbarcati a Lampedusa 26 migranti, tra cui 2 bambini e una donna. Il sindaco Totò Martello ha emesso un'ordinanza per porre in quarantena i 26 nel centro di accoglienza col divieto di circolare al di fuori di esso. Martello spiega: non vedo altre soluzioni possibili, abbiamo il dovere di tutelare la salute pubblica. Nel corso della quarantena ciascuna delle persone ospitate nel centro di accoglienza sarà monitorata dal punto di vista sanitario. In occasione dello sbarco al Molo sono andati soltanto i sanitari del poliambulatorio e hanno provveduto al trasporto in sicurezza dei migranti al centro d'accoglienza. L'ultimo sbarco a Lampedusa si è registrato lo scorso 18 febbraio, quando la Guardia Costiera bloccò 10 tunisini sorpresi a camminare lungo il molo Favarolo. Fermata nave panamense dalla Guardia Costiera al porto di Porto Empedocle. Arturo Cantella. Fermata una nave panamense dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle. Le motivazioni sono dovute alla scarsa preparazione dell'equipaggio e sistemi antincendio in avaria. Nel quadro del più ampio progetto di tutela della vita umana in mare e dall'ambiente marino e costiero, che vede fortemente impegnato il corpo delle capitanerie di porto, gli uomini della Guardia Costiera di Porto Empedocle, Nucleo Port State Control, hanno emanato nella giornata del 4 marzo scorso il provvedimento di detenzione ai sensi della direttiva della Comunità Europea recepita dall'ordinamento legislativo italiano con il decreto legge 67 del 2015 a carico della nave generale denominata UTA. Il provvedimento di fermo emanato in data 4 marzo è stato adottato in quanto l'unità, successivamente a un'ispezione approfondita effettuata dagli ispettori guidati dal capitano di fregata Gennaro Fusco, risultava essere in condizioni substandard secondo le normative internazionali per la sicurezza della navigazione. L'unità battente bandiera di Panama è stata sottoposta a fermo a causa delle gravi carenze riguardanti la preparazione dell'equipaggio alle emergenze e il malfunzionamento della pompa incendio di emergenza e per carenze al sistema di gestione della qualità. Al momento l'unità risulta ancora ferma nel porto di Porto Empedocle, in attesa che vengano ripristinati gli standard minimi per poter essere nuovamente autorizzati a navigare. L'unità doveva essere sottoposta ai controlli da parte degli ispettori del registro di Panama, responsabile del rilascio della certificazione di sicurezza e del rilascio del certificato di gestione qualità. Giova ricordare che il nucleo della Capitaneria di Porto Empedocle, guidata dal capitano di frenata Fusco, ha sempre profuso notevoli sforzi nella lotta al fenomeno delle carrette del mare, ovvero a quelle navi substandard che, in difformità alle convenzioni internazionali, navigano con un gravissimo rischio per la sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino, nonché per la sicurezza e le condizioni di vita delle persone che sulle navi vivono e lavorano. Dopo gli importanti risultati ottenuti nel 2019 che hanno fatto registrare l'apprezzamento da parte del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, dall'inizio dell'anno sono già 3 le navi ispezionate dal nucleo di Porto Empedocle della Guardia Costiera. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.